ultimi dati di Caritas Italiana mostrano il riaffacciarsi della grave marginalità e della grave indigenza anche tra gli italiani. Con il direttore di Caritas Diocesana Veronese, Carlo Croce, cerchiamo di focalizzare la situazione sul nostro territorio. Devi spostati, prego. Cerchiamo quindi di capire chi sono i nostri poveri, quanto e come lavorano i nostri centri di ascolto, i tavoli di coordinamento e le reti che Caritas ha contribuito ad intessere nelle nostre vicarie. Quindi do la parola a Carlo Croce. Grazie, buonasera a tutti, grazie dell'invito. Io mi riallaccio a quello che è stato chiaramente detto adesso da Walter Nanni, e quindi ci focalizziamo dal macro della situazione italiana al micro della nostra provincia, in particolare facendo riferimento a una realtà di circa 40 punti di osservazione. Sono 40 centri di ascolto presenti nella diocesi di Verona. Il più importante è a Verona, nella sede Caritas, il centro di ascolto diocesano, e i dati che io presenterò sono un campionamento che deriva da questo osservatorio e che non rappresenta il tutto della realtà locale, perché ovviamente, come ben sapete, non tutti si rivolgono a Caritas, quindi quello che noi vediamo è una realtà non rappresentativa, ma sono le presenze effettive di contatti che noi abbiamo avuto durante gli anni 2011-2012 con il centro diocesano, il centro di ascolto diocesano, più i centri di ascolto periferici che collaborano con noi all'osservatorio delle povertà. Allora qui vi presento subito una scheda in cui vediamo che dal 2011 al 2012 abbiamo avuto un aumento di utenze che si sono rivolte ai centri di ascolto, passando appunto da 1742 a 2205, il che significa che, tradotto in persone, familiari che in qualche modo sono stati interessati, diciamo che siamo passati da 4.530 del 2011 a 5.655 del 2012. Naturalmente questi i contatti erano relativi ai familiari che bussavano alla porta di Caritas e chiedevano in qualche modo aiuto. Alle spalle, avendo una famiglia, il numero che poi complessivo di persone che vengono sostenute ovviamente è più alto, tenendo conto che ogni famiglia in media ha 2 o 3 conviventi. Quindi in pratica passiamo nell'arco del 2011-2012 a un aumento di circa il 20% di richieste di aiuto, soprattutto vedete nella popolazione del Marocco dal 20 al 21%, gli italiani sono aumentati dal 18 al 19%, tenete conto che nel 2009 gli italiani erano il 15% e quindi c'è stato un aumento abbastanza significativo in questi ultimi 2-3 anni. Nel primo quadrimestre del 2013 abbiamo dei segnali di ulteriore aumento, all'incirca prevediamo ancora un altro 20%, e ci troviamo molto vicini alla situazione che prima Walter Nanni diceva di saturazione, quindi ci rendiamo conto che molte delle risposte che noi possiamo dare tendono a non soddisfare più la richiesta, perché le risorse non sono infinite e questo determina una riduzione dell'accesso stesso. Inoltre sì, chiaramente il numero di volontari addetti ai centri di ascolto e la loro, nonostante la preparazione, i corsi base, i corsi di formazione continua eccetera, comunque sono persone sicuramente di una certa età, ma anche numericamente non sufficienti a contrastare il forte aumento di richieste che abbiamo dal territorio. In sintesi, la domanda è proporzionale all'offerta, più l'ente riesce a dare delle risposte, più la domanda aumenta. Laddove c'è un livello di saturazione, ovviamente la domanda si stabilizza. Quindi concordo, appunto, è una conferma di quanto veniva detto poco fa. Se andiamo a vedere poi la
l'età media, anche qui nella nostra provincia di Verona vediamo che abbiamo un'età media prevalente tra i 35 e i 45 anni, con una tendenza di aumento di richieste soprattutto dai 45 anni verso i 50 e un piccolo aumento degli ultra 65 anni, del numero di ultra 65 anni, che comunque rappresentano una quota relativamente bassa. Quali sono gli elementi, diciamo, gli argomenti, le problematiche che vengono espresse durante il colloquio? Allora, per farvi capire la dinamica del colloquio d'ascolto, si esprime attraverso una richiesta che però rappresenta in qualche modo la fine di un percorso, o meglio, il problema riguarda soprattutto ciò che ha comportato quel tipo di richiesta, quindi tutta una serie, un retroterra di vissuti, di esperienze, di difficoltà che hanno condotto quella persona o quella famiglia a venire a chiedere aiuto in Caritas per risolvere quel determinato di problema. Allora qui ci si presenta una problematicità multifattoriale, per cui noi possiamo anche intervenire nel risolvere la richiesta o il problema espresso direttamente dall'utente che ci chiede aiuto, ma di fatto siamo convinti che se non si interviene su tutta quella serie di problematiche che hanno condotto questa persona, questo nucleo familiare a chiedere aiuto, evidentemente si fa un buco nell'acqua, ossia risolviamo il problema contingente, ma si mantiene in condizioni di disagio la famiglia o la persona, perché non si viene ad intaccare quelle che sono state le cause che hanno condotto questa persona a chiedere aiuto. Quindi lì vedete che c'è stata una richiesta di un forte aumento nel 2012 di richiesta di sussidi e finanziamenti. Vedete che c'è un forte intervento a livello sanitario, questo perché a Verona c'è un ambulatorio medico odontoiatrico che dà un forte sostegno, evidentemente anche qui è un'offerta che sollecita, che determina anche una richiesta. Naturalmente gli interventi sono dettati e sono coordinati e filtrati da una serie di criteri di accesso per cui possono accedere persone che non hanno facilmente la possibilità di accedere ai servizi sanitari o che hanno problematiche di pagamento di ticket o che non hanno il titolo o non hanno medici, quindi cittadini stranieri non regolari o cittadini della comunità europea che non hanno medico di famiglia e cittadini italiani che non riescono a pagare il ticket per le visite e le diagnosi. L'altro problema che è emerso, l'ascolto vedete, è molto evidente, l'attività di ascolto, ma anche qui il lavoro di ascolto tende soprattutto a svolgere un intervento di aiuto per quelle persone che hanno bisogno di un orientamento, più che di un intervento diretto. Le problematiche che emergono da questi colloqui sono sicuramente problematiche di tipo psicosociale oppure di problematiche relative a problemi economici indubbiamente, di salute, mancanza di lavoro, disagio abitativo. Questi sono i più evidenti problemi con cui noi ci confrontiamo quotidianamente. Poi esistono delle macro problematiche più complesse e che hanno in qualche modo determinato da parte nostra anche una maggiore attenzione legata proprio alla multifattorialità delle problematiche. Se ci chiedono l'aiuto per pagare una bolletta, evidentemente quello è uno dei problemi che ci interpella e, come dicevo prima, dobbiamo intervenire su un fronte molto più ampio delle problematiche, che a volte sono una, ma a volte possono essere due, addirittura 3 o 4, che contemporaneamente la stessa famiglia, lo stesso utente presenta e che quindi bisogna in qualche modo poter fare anche un approccio di priorità di interventi per poter risolvere sia l'urgenza ma anche
mettere la persona in condizioni di poter ridurre il suo stato di bisogno nel tempo. C'è anche, abbiamo fatto anche una valutazione statistica della correlazione di problematiche che osserviamo nei nostri osservatori, per cui abbiamo per esempio che c'è una forte correlazione fra problemi psicosociali e dipendenze, tra problemi psicosociali e problemi economici che si correlano spesso, quindi una problematica che attira l'altra o che provoca, che induce e amplifica l'altra. Ecco, questo tipo di osservazioni ci aiuta, ci interpella proprio sulle modalità più opportune di intervenire in modo coordinato con le istituzioni, con i servizi sociali, con l'area sanitaria, con il volontariato, con le comunità parrocchiali, e il nostro obiettivo in questo momento è quello di cercare di stimolare una presenza, una cittadinanza attiva nelle comunità della nostra diocesi, per far sì che non si crei o non si amplifichi quel fenomeno di delega in qualche modo che in questo momento percepiamo, per cui le problematiche della povertà vengono scaricate addosso ai cosiddetti addetti ai lavori, quindi ai gruppi caritativi delle parrocchie, alla Caritas, alla San Vincenzo, eccetera, eccetera, ma stiamo cercando di far capire che la povertà è un problema, dovrebbe essere un problema di tutti, tenendo conto purtroppo che comunque si sta amplificando questa forbice che c'è tra la grande ricchezza e la povertà che si sta amplificando nel nostro territorio, soprattutto a scapito di quelle famiglie che vivevano in condizioni di equilibrio metastabile e che la crisi in qualche modo le sta buttando, affogando, soprattutto se non hanno una rete di sostegno familiare, come si diceva prima, se sono lontani dai paesi di origine, anche italiani, e soprattutto se hanno problematiche intrafamiliari, laddove noi consideriamo per esempio donne o comunque famiglie di persone separate, è come se sono persone che vivono da sole in qualche modo, e quindi c'è un impoverimento indotto anche da stili di vita. Ecco, io mi fermerei qui, eventualmente poi possiamo intervenire su aspetti ulteriori dopo.